Mi manca, questa cucina. Lo so, lo so, lo so. Lo so che mi manca. Però ho fatto una ricetta ultimamente, quindi... allora ragazzi, oggi prepariamo sto con l'iPhone, quindi non è un granché. Allora, prepariamo però due paste. Pasta e lenticchie e pasta e fave. Pasta e fave perché io ho voglia di mangiare pasta e fave. Poi perché la gola, incominciamo con il periodo invernale. Vabbè che qua a Parigi è sempre inverno. Allora, pasta e fave e pasta e lenticchie. Sono tutte e due la fine del mondo. Adesso vi faccio vedere la preparazione, molto semplice, per i ragazzi come me che sono soli in luoghi come Parigi o qualsiasi altra cosa. Voi avrete quindi la possibilità di mangiare con le mani vostre e bene. Prendiamo il cucchiaio. Allora, adesso fermo l'inquadratura perché vi inquadro del lato davanti, molto più comodo. Allora, a me è venuta adesso la voglia di farvelo vedere, però io non ho ancora, devo accendere neanche il fuoco, vedete? Allora, per preparare la pasta e fave, parliamo di pasta e fave, di quelle sgusciate, ci vogliono un'oretta. 50 minuti su per giù per cuocere le fave. Parliamo di fave sgusciate, queste, d'accordo? Allora, queste fave impiegheranno per cuocersi una cinquantina di minuti. Cosa vedete voi qua dentro? Logicamente quando fate queste paste, più le fate saporire e meglio è. Allora, abbiamo aggiunto un cucchiaio di olio extravergine, del prosciutto cotto che può essere sostituito con prosciutto crudo, codica di prosciutto, oppure potete aggiungere dello spezzatino, magari, perché no, della carne. Allora, io metto il prosciutto cotto perché è molto più pratico. Allora, poi abbiamo messo una mezza pomodora fresca, delle foglie di basilico, delle foglie di prezzemolo, del sedano, del porro, pepe in granuli, possibilmente prendete pepe multicolore, quelli là che sono composti da tanti tipi di pepe diversi, e del porro, della cipolla. Bisognerebbe anche aggiungere l'aglio. Io in questo caso non lo aggiungerò perché comunque ho messo abbastanza di porro, però comunque l'aglio aggiungetelo perché è buono. Quando riguarda il sale va aggiunto alla fine della cottura, quindi quando sono passati su per giù quei 50 minuti, aggiungerete il sale come la quantità che voi preparate praticamente la pasta. Dopodiché aggiungerete la pasta. Per quanto riguarda la pasta, voi potete mettere qualsiasi tipo di pasta che volete. Io metterò della pasta integrale, in modo che non viene troppo calorico. E come vedete io ho preparato una bella quantità. Questa qua me la mangio solo io. Però dovete sapere che queste fave diventeranno il 90% di questa quantità di fave diventerà crema, cremoso, quindi cioè non vi preoccupate se vedete che è una quantità enorme, no, per una persona, però non vi preoccupate perché queste fave diventano crema. Allora, la stessa cosa vale per la pasta e lenticchie. Gli ingredienti che ho messo sono la stessa cosa, quello che varia è logicamente la lenticchia. Qua il tempo di cottura è di 20-25 minuti, facciamo anche mezz'ora per quanto riguarda la lenticchia. E qui potete anche aggiungere lo spezzatino, che è ottimo. Potete aggiungere anche, volendo, una patata
io aggiungo gli stessi ingredienti del prosciutto cotto, del porro, del sedano, del prezzemolo, del basilico, del pepe e un pomodoro, logicamente l'olio. Anche qui, per quanto riguarda il sale e il pepe, il sale, fate attenzione, il sale in questo tipo di paste va aggiunto sempre alla fine della cottura del legume, quindi qua 50 minuti e poi aggiungete il sale, qua 25 minuti e poi aggiungete il sale e quindi in automatico anche la pasta. Il livello dell'acqua allora varia, dipende da persona a persona. Per esempio a me piace molto stretta, nel senso che non mi piace con molta acqua, non mi piace brodoso, quindi automaticamente io l'acqua la lascio stare così, poi la aggiungerò man mano, un poco alla volta, in modo che non abbiamo una grossa quantità d'acqua, sia per questo caso che per quest'altro caso. Però se a voi piace molto più brodoso, perché magari vi piace il sugo, no? Il brodo, l'acqua, allora voi man mano aggiungete sempre un bicchiere d'acqua, perché logicamente nella fase della cottura l'acqua tenderà ad evaporare. Allora adesso finiamo così e vi faccio vedere alla fine, passati 50 minuti qui e i 30 minuti qua, aggiungeremo la pasta integrale a tutte e due e quindi poi vedremo alla fine i risultati. A più tardi su Telegarage Mare Viaggi per quanto riguarda ricette da sballo iPhone. Voilà! Allora ragazzi, il mal di gola si fa sempre più vivo dentro di me. Abbiamo acceso quindi adesso le nostre lenticchie per farle lavorare. Mi dispiace che l'iPhone non può registrare gli odori, perché se le registrasse lo facesse proprio a ricreare Madame Muri, che sta vecchia che tengo in da casa, vero Madame Muri? Proprio di stanotte mentre dorme, no, mentre dorme no, un po' più sofferente. Allora ragazzi, quindi vedete, diciamo che sono quasi cotte, mancano un quarto d'ora proprio per cuocerle totalmente. Però comunque voi fate cuocere sempre di più. Vi sto facendo girare proprio perché guardate che bello, quando ci mettete la pasta in, oh, e poi è saporito. E qua adesso arriva il momento dell'ebollizione. Dopo l'ebollizione 20-25 minuti. Allora, a più tardi. Allora, continuiamo quindi la nostra storia nel creare questo straordinario piatto. Allora, prenderò un paio di foglie di basilico, due, tre. Non c'è bisogno di lavarlo perché già l'ho lavato. Lo mettiamo e ho aggiunto ma giusto un pizzico di sale, perché a prescindere dal fatto che a me non piace molto salato, però ho deciso di mettermi anche il dado. Il dado è consigliabile perché è veramente buono. Voilà. E quindi lo facciamo sciogliere. Metteremo il dado in entrambe le cose, in entrambe praticamente le paste. Allora, altri 5 minuti e le lenticchie sono anch'esse pronte. Inseriamo, per chi non l'ha mai provato con il dado le lenticchie magari si sta meravigliando, perché ormai sono abituato ad avere commenti negativi, perché ci sono tante persone che sono idiote. Allora, per chi non ha mai messo il dado nelle lenticchie, vi assicuro che è un qualcosa di veramente ottimo, come anche qui nella bellissima e saporitissima pasta e fave. Vedete? La maggior parte delle fave tendono a diventare praticamente una crema, e noi con questa crema
andremo poi ad aggiungere la nostra pasta, che ho preferito mettere ancora devo metterli però, ho preferito prendere dei spaghetti che sono praticamente integrali, quindi mettiamo anche le fibre che sono ottime. Come vedete la quantità ne è molta, però io come sto combinato credo che me le mangio tutte e due, che sono tutte e due entrambi proprio saporite. Allora qua aggiungeremo un po' più di sale, per considerato che a Elio piace più salato. Allora, più tardi per il momento clou, che sarebbe l'inserimento della pasta. Allora, ed ecco qua che siamo arrivati al momento clou, quindi metteremo i nostri spaghetti integrali. Voilà. Altro po'. Quindi mettiamo i nostri spaghetti integrali qui e i nostri spaghetti integrali qui e facciamo fare la cottura di 8 minuti. Ma anche in questo caso, per quanto riguarda questo tipo di paste, potete fare anche una cottura di più minuti. Non fa niente comunque se la pasta è praticamente un po' più cotta rispetto al normale. Allora, adesso 8 minuti, se voi la volete brodosa aggiungete altra acqua, se invece non la volete brodosa e quindi la volete bella secca come piace a me, voilà, non aggiungete acqua, non vi preoccupate, anche se l'acqua sta per finire, non vi preoccupate, 8 minuti passano in modo rapido. Allora ragazzi, a più tardi, perché lavorare a due è diventato un po' più difficile, quindi faccio vedere i piatti terminati nei loro piatti. A più tardi. Ragazzi, a pochi intenditori, poche parole. Due piatti completamente differenti, buonissimi, testati prima di metterli nel piatto. Come vedete è diventata purea la fava, quindi ancora più buona. Le lenticchie non vi dico come sono saporite e come ho detto prima, a buon intenditor poche parole, perché in entrambi i casi con il metodo mio ci fuoriesce anche ozzicata sotto, che l'ozzicata sotto è una cosa che a noi napoletani fa praticamente morire, ozzicata sotto. Quindi per chi non è napoletano e non è buon gustaio non potrà mai capire. Quindi a tutti quelli che capiscono, pasta e fava e pasta e lenticchie con zuccata sotto. Ciao ciao a tutti, buon appetito!